Noi è già da 1 anno e mezzo che chiediamo all'ULSS 6 di avviare un'indagine interna nella verifica del personale di cooperativa dei pronti soccorso. Questa indagine è prevista nei capitolati d'appalto attraverso il responsabile di procedimento dell'appalto. Un'indagine per vigilare e fare chiarezza sull'operato e soprattutto sulla competenza del personale sanitario delle cooperative inserite negli ospedali. È chiara la richiesta che arriva dalla CGIL Funzione Pubblica, che da tempo denuncia una situazione di difficile convivenza con il personale assunto, che si riflette poi sulla cura ai pazienti. Noi siamo preoccupatissimi di come sta andando la situazione delle cooperative nel territorio, perché a nostro avviso bisogna avviare una commissione di verifica e di indagine puntuale sulle prestazioni che vengono erogate, non solo gli incident reporting, che è lo strumento per verificare che le procedure in sanità siano state regolarmente attivate, ma anche la verifica delle competenze di chi lavora per la cooperativa. Numerose le segnalazioni degli iscritti operatori sanitari, in particolare dei pronto soccorsi di Cittadella e Piove di Sacco. Noi vorremmo che il controllo della filiera della salute sia in mano del pubblico per evitare qualsiasi tipo di difficoltà, anche organizzativa, non solo di intervento, anche organizzativa, perché Certo. lavorare con colleghi che non sono dipendenti vuol dire che qualcuno deve dire loro come muoversi, come lavorare e tu, per esempio primario, non puoi dire a questi dipendenti che non sono dipendenti dell'ULSS cosa dovrebbero fare, lo devi dire a chi coordina la cooperativa, ma quando fai emergenza-urgenza i tempi non sono tempi burocratici amministrativi, i capitolati vanno vigilati anche nelle procedure e verificati anche mettendo in campo azioni forti